Si è tenuto da giovedì 24 a lunedì 28 febbraio l'Expo di Dubai e sono stati molti gli imprenditori vicentini a partecipare con Confartigianato. Ai nostri microfoni il commento di Mauro Marzocchi sul nuovo desk del Veneto aperto presso la Camera di Commercio italiana degli Emirati Arabi Uniti. Sentiamo. È stata una bella iniziativa, c'era l'assessore Marcato, Franco Conzato, il presidente Pozzo. È veramente una bella delegazione, abbiamo fatto due giornate intense di lavoro per delegazione che poi alla fine è sfociato in questa firma di questo accordo annuale che permette alle imprese venete di potersi riferire tranquillamente alla Camera di Commercio per qualsiasi esigenza e tra l'altro è appena partito per un anno questo accordo e quindi per le imprese venete vuol dire che non è finito con Expo l'approccio al mercato, ma anzi può essere un trampolino di lancio e noi siamo a disposizione. Gli ultimi dati li stiamo lavorando, ma quelli a ottobre, quindi di fatto molto recenti, segnano addirittura un più 26% di esportazioni rispetto al 2020, ma quello che più mi piace segnalare è il fatto che questi 3 miliardi e 450 milioni di euro rappresentano 200 milioni di euro in più rispetto al periodo pre-pandemico del 2019, quindi è un segnale di grande vivacità economica e di ovviamente accoglimento delle esportazioni italiane. Per altri contenuti video cliccate sui riquadri qui a fianco e per rimanere sempre aggiornati cliccate il pulsante sul tasto iscriviti. Grazie per la visione.